La DMO Distretto Turistico Valle dei Tempii è orgogliosamente presente a questa edizione della Sagra dell'Agnello Pasquale di Favara. È un anno di ripartenza per tante iniziative, ritorna anche la Sagra dell'Agnello Pasquale, che quest'anno è dedicata doverosamente alla pace, anche perché è un tema ovviamente assolutamente adatto a questa circostanza, ed è una maniera per vivere questo periodo pasquale con un momento di riflessione, ma anche un momento di gusto e di promozione turistica, perché le nostre risorse, le nostre tradizioni sono una grande opportunità e noi siamo vicini a Favara, che sta facendo grandi sforzi, pur con tutte le difficoltà ben note, per ritornare a vivere quel momento di auge turistica che sicuramente merita. Oggi siamo presenti come Parco dello Stile di Vita Mediterraneo a Favara a celebrare questa grande tradizione dell'Agnello Pasquale che rientra pienamente all'interno del Parco dello Stile di Vita Mediterraneo. Il parco è una grande aggregazione territoriale formata da oltre 106 amministrazioni della Sicilia centrale e altrettanti soggetti del partenariato pubblico, privato e sociale, che si è messo insieme in area vasta per valorizzare tutte quelle che sono le caratteristiche naturali di questo territorio. L'UNESCO riconosce e tutela per salvaguardare e per valorizzare lo stile di vita mediterraneo, la dieta mediterranea, che riunisce tanti elementi che sono tipici della nostra tradizione. In particolar modo mi riferisco al cibo, alla convivialità, alle nostre relazioni, al nostro paesaggio, alla grande biodiversità. Noi come territorio, questa grande aggregazione, poi significa non è altro che Sicilia, terra dello stile di vita mediterraneo, valorizza proprio queste cose. Il parco sta cercando di materializzarle attraverso delle azioni che facciano capire effettivamente nella vita concreta come è possibile, per esempio, valorizzare il cibo attraverso un sistema di cucine mediterranee che lo promuovono, o attraverso un sistema che valorizza i cammini e i sentieri attraverso un sistema unico che unisce e che riunisce, diciamo, tutti questi camminamenti lenti che sono presenti in Sicilia. Quindi oggi siamo qui a celebrare questa grande esperienza, questa grande tradizione dell'Agnello Pasquale. Siamo contenti della presenza dei giovani cuochi dell'Istituto Alberghiero, che sono il presente e il futuro di questo territorio, e quindi siamo qui a sostenerlo. Tra le diversi contributi che i panificatori e i pasticceri hanno portato a questa rassegna, è molto creativo questo tipo di pane che è stato preparato, dove c'è il monto che viene abbracciato dalle due mani, stop alla guerra, la colomba che è la colomba di pace e lo scrigno della ricchezza da cui si arricchiscono i padroni del mondo stesso, quindi un segno di pace. Ecco, se vediamo in un altro posto, abbiamo la produzione, la lavorazione dell'agnello attraverso il maschile e il femminile. Ecco, gli agnelli che diventano una coppia d'amore, vicini diciamo così, al matrimonio. Ecco, un modo quindi di interpretare con le forme particolari il pane con le uova, i panierini con le uova sode all'interno del paniere, e questo è caratteristica proprio del periodo di Pasqua. In tutte le case la tradizione voleva che ci fosse la presenza quindi delle uova, da qui anche il discorso uova di Pasqua, preparate in tutte le maniere possibili.